Pensare di non avere un piano per l'energia in un paese, in una regione che ha queste caratteristiche, è demenziale. Allora, ce lo diciamo. Un attimo, andiamo con ordine e vediamo subito perché. Poi ci parlano di rigassificatore e di nucleare. Traduciamo. Il rigassificatore vuol dire che rigassifichiamo qualcosa che sta già arrivando e che, come dire, va solo a danneggiare quella quota di laguna e di mare che è funzionale a quell'attività. Punto. Secondo, il nucleare. Il tempo medio di realizzazione di un impianto nucleare in Europa è 109 mesi, in Italia è 160. Quindi parliamo dai 10 ai 15 anni. Questo è il tempo solo per realizzarlo. Poi c'è un altro problema. Noi siamo un paese in deficit, si diceva, di qualunque forma di energia. Noi non abbiamo energia. Ed è pazzesco, perché la regione del Veneto ha tutto. Ha il mare, ha i fiumi, ha i laghi, ha i monti, ha il vento, ha il sole, ha le biomasse, potrebbe avere l'eolico, ha l'energia dei pannelli fotovoltaici e può fare termico solare. Questa è una regione che per la sua natura deve puntare tutto sull'ambiente, tutto sul recupero energetico da fonti rinnovabili. Abbiamo anche un altro problema in più rispetto alle altre regioni. Non a tutte, ma a qualcuna sì. Qui abbiamo un problema di aria. Ed è un problema sanitario di cui si parla pochissimo. Non è solo di emissioni in atmosfera di CO2, ma è anche un problema di polveri sottili. Esce tutti gli anni, poi tutti gli anni ormai siamo stufi di vederlo sui giornali, neanche i giornalisti lo scrivono più, ma produce problemi di salute. Allora, il problema ambientale è un problema di lavoro, è un problema economico, è un problema di condizionamento della nostra economia da paesi terzi che si chiamano Ucraina, Russia, si chiamano Congo belga per l'uranio, sono paesi sui quali non abbiamo nessun controllo. Tanto per darvi un dato, l'uranio, che è la fonte prima di un impianto nucleare, è passato in 7 anni da $7 all'oncia a $130 all'oncia. Che cosa significa? Significa che è un combustibile che sta via via non consentendo di garantire l'approvvigionamento per tutti coloro che oggi hanno già in essere impianti di questa natura. E noi ci mettiamo fuori tempo massimo esattamente a costruirne una, tempo 10 anni soltanto per vederlo. Vi rendete conto che ci stanno continuamente denegando la verità? Non ci stanno dicendo le cose come stanno. Eppure c'è una norma, c'è un'indicazione europea, c'è una norma europea che tra l'altro paghiamo caramente, che è quella che ci dice che dovremmo fare una riduzione del 20% delle emissioni in atmosfera, un incremento del miglioramento energetico del 20% dell'efficienza di attrezzature, abitazioni, edifici, anche industriali, e invece stiamo qui a fare tutt'altro, a fare le liti sulla politica, a discutere di come sta Berlusconi e giù di lì. Ma nessuno che ci dica effettivamente questo paese dove sta andando e perché. E allora è opportuno che nel nostro progetto di governo di questo Veneto queste cose siano messe chiare. Sia detto chiaramente che noi investiremo non solo sull'innovazione e sulla ricerca, non solo creeremo un fondo in relazione a tutti coloro, piccola e media impresa, che pur non incrementando il proprio bilancio manterranno e incrementeranno il numero dei lavoratori, perché questo significa ridurre in termini economici quelli che sono gli appesantimenti fiscali. Rendetevi conto che oggi noi non subiamo più la concorrenza della Romania, della Repubblica Ceca o dell'Ungheria. Noi stiamo subendo la concorrenza della Svizzera. Vi faccio presente che la Svizzera sta offrendo, non è un caso che se ne sia andata The North Face recentemente anche da questo territorio, in Svizzera è andata. È uscito un articolo l'altro giorno, me lo sono letta, perché le cose che, come dire, quando uno scappa e va, come dire, in un paese del terzo mondo, si può capire che lo faccia per ragioni di carattere economico. Quando uno se ne va in un paese che mediamente ha un reddito superiore di quasi il 70% rispetto al nostro, voi capite che c'è qualcos'altro che non va. Ecco cosa significa puntare l'obiettivo sulle riduzioni dal punto di vista degli oneri fiscali alle aziende che rimangono,
sul fondo in funzione appunto dell'accrescimento dell'occupazione, sul fondo in relazione, peraltro tutti i fondi europei, questi assolutamente ottenibili, sul fondo in relazione all'ammodernamento degli impianti tecnologici e quindi all'autonomia sostanzialmente energetica che via via noi dobbiamo assurgere come nostro obiettivo, con un principio, un obiettivo che ci daremo in 10 anni, 15 anni, il tempo che sarà necessario e che studieremo, ma che sarà quello dell'autarchia energetica. Voi capite che cosa significa per famiglie e imprese di questa regione pensare di non avere costi di carattere energetico. Questo vuol dire fare impresa trovandosi sul mercato in una situazione di concorrenza e potendo vincere la concorrenza, trovandosi come partner una regione che è in grado di finanziare tutti coloro che lavorano con questi obiettivi, evidenti, chiari, sul tavolo, con tempi efficienti e chiarezza anche nel sostegno da parte della Regione del Veneto. Dico questo per farvi capire uno dei temi che amo maggiormente, mi hanno dato non a caso la presidenza del Forum Ambiente Nazionale, per farvi capire quanta strada abbiamo perso nell'ignavia, nella rassegnazione, nell'ignoranza quella buona, quella che nasce dal fatto che nessuno ci informa, che nessuno ci rende edotti di quelle che potrebbero essere le nostre opportunità come popolazione civile, ma anche come realtà produttiva e quindi come lavoro. Ma un altro caso assolutamente assimilabile a questo è quello relativo agli impianti di incenerimento. Perché noi diciamo no al nucleare, agli impianti di incenerimento? Perché siamo quella sorta di estremisti ambientalisti che vogliono a tutti i costi evitare con la sindrome di NIMBY che qualsiasi cosa venga realizzata nel proprio territorio? No. Noi abbiamo dalla nostra, per fortuna, la conoscenza, la scienza e abbiamo soprattutto l'esperienza. Noi lo abbiamo fatto in questa città, lo abbiamo dimostrato. Questo Veneto che conta 4 milioni e 900 e rotti mila abitanti, ormai ci avviamo verso i 5 milioni di abitanti, questo nostro Veneto ha ancora in realtà una quantità incredibile di aree geografiche distribuite variamente, nel quale non si fa neppure la raccolta differenziata. Voi direte, cosa cambia? No, cambia enormemente, vi do qualche dato. Se una città come questa produce per ogni abitante 80 kg di rifiuto secco residuo, ci sono città, paesi che ne producono esattamente 5 volte tanto. Oggi, ma cito Treviso, città di Treviso, retta dalla Lega, che pagano bollette esattamente di 3 volte quelle di Montebelluna, contenti però. Ci sarà qualcuno che riesce a dirglielo, vi diamo la copia delle bollette, gliele portate cortesemente. Perché non fare investimenti su queste questioni, che vuol dire fare investimenti sulla conoscenza, vuol dire maltrattare i cittadini, considerarli autenticamente delle persone, come dire, incapaci di comprendere e quindi semplicemente far pagare loro il prezzo aggiuntivo dell'ignoranza. Allora, la stessa cosa può avvenire per le imprese. Ci sono esempi bellissimi ed eclatanti in Europa. Anche la stessa Merkel, che pure ha governato, sappiamo, con un governo retto dal centrodestra, certamente in collaborazione nella grossa coalizione, ma insomma era lei il premier, è riuscita a portare avanti politiche da questo punto di vista straordinarie, andando a premiare anche qui le aziende che, andando a riciclare gli imballaggi e utilizzando monoprodotti per la realizzazione dei propri materiali, dei propri prodotti, evitavano di dover attingere ad un mercato internazionale e quindi a pesare sulla bilancia dei pagamenti per le materie prime necessarie per la realizzazione dei prodotti. Abbiamo detto prima che il nostro è un paese di trasformazione, voi capite l'importanza di fare questo. Da una parte